Buongiorno a tutti i giocatori di scacchi, io sono maestro internazionale Bulivangel e oggi vediamo un altro capitolo, alfiere buono verso cavallo cattivo, l'esempio numero 1. In questo finale l'alfiere è meglio del cavallo perché il bianco ha un alfiere con le diagonali principali aperte e poi un re più attivo. Re 4, vediamo. Dopo re 4, cavallo b4, a3, cavallo c6 e ora alfiere c3. Il bianco certamente non dà l'alfiere. Re d7 e ora re d5, punto esclamativo. Il re bianco entra nel campo avversario, cioè il bianco ha un vantaggio significante. Cavallo e7, re 5. Come vediamo, il re bianco vuole andare f6, g7, prendere il pedone h7, cavallo f5, g4, cavallo e3, attacca il pedone in g4, perché cavallo h4 è una mossa debole, perché il cavallo può essere intrappolato. Vediamo, dopo re f4, g5 è la mossa migliore qui, perché dopo questo il cavallo può venire qui a prendere l'altro pedone. E qui ci sono due modi per vincere il finale. La più semplice è questa, secondo me, perché dopo questa c'è g5, cavallo f3, alfiere f6, difendiamo il pedone in g5 e poi il bianco, dopo aver preso il pedone in h7, promuove il pedone g. Però c'è anche un'altra alternativa, re f4, di intrappolare il cavallo in f3. Ecco, dopo questa mossa viene alfiere d2, re d6, alfiere c1 e ora c'è re g3. Cavallo f1, re g2 e il cavallo è intrappolato. Vediamo la partita. Cavallo e3, h3. Il bianco è pronto a portare il re in f6 e in g7 a prendere il pedone h7. Per questo motivo re 7, b3 semplicemente, h5, però qui c'è g per h e poi re 4, attaccando il cavallo. Cavallo g2, alfiere d4. Vediamo, c'è sempre l'idea di intrappolare il cavallo con il alfiere f2 prima, occupando la casa e1 e h4 e poi re f3, il bianco attacca il cavallo. Cavallo h4, alfiere f2 e dopo cavallo g6 il re entra nel campo avversario e va in g5 a prendere il pedone in h5. Qui. Dopo cavallo d3, alfiere e3, cavallo e1, re g4, cavallo c2, alfiere c1, cavallo d4, b4, re g6, alfiere b2 prima, cavallo c6 e ora qui ci sono due strade, o di avanzare con il pedone h, che è una strada più lunga secondo me per vincere, e la strada più corta è andare re f4, come nella partita dove il re bianco si dirige verso i pedoni b7 e a6. Ecco, sacrificando il pedone h. Qui, b5, re c7, perché re c7 è importante prendere il pedone in b7. Ecco, b6. Attacca il cavallo, re c6, poi re b5, prende l'altro pedone e vince facilmente il finale.